Eccoci, buongiorno a tutti, ciao, benvenuti alle Parole del Dono, l'appuntamento settimanale di Fondazione Banca degli Occhi per parlare del mondo della donazione e del trapianto. Oggi davvero puntatona perché abbiamo cari amici collegati con noi. Prima però volevo ricordarvi che domenica prossima, 11 aprile, c'è la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti. E anche Fondazione Banca degli Occhi aderisce alla campagna promossa dal Centro Nazionale Trapianti. Per tutte le informazioni visitate il sito www.sceglididonare.it. Non è mai troppo tardi per diventare donatori. Esprimiamo quindi la nostra volontà. Questo è il messaggio della giornata nazionale di domenica. Visitate comunque il sito, ci sono davvero tante iniziative in corso. Bene, e proprio per celebrare un po' questa giornata di domenica abbiamo chiesto a cari amici di partecipare con noi, a medici, a infermieri impegnati nel mondo della donazione e del trapianto, e quindi ci colleghiamo subito a Padova con il dottor Giuseppe Feltrin, coordinatore regionale trapianti. Ciao Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi. Ci colleghiamo con Venezia, con Barbara Franzoi, coordinamento ospedaliero trapianti ULS 3 veneziana. Ciao Barbara e grazie, benvenuta. Eccoci. No, eccole qua. Ciao Barbara. Ci colleghiamo con Piove di Sacco, con il dottor Sandro Boscain. Buongiorno, ciao buongiorno Sandro, a tutti. buongiorno. Ciao a tutti. 6 Eugania. Un saluto a tutti i colleghi, sì, a Giuseppe, a Barbara. Ho piacere di vedervi, un piacere di partecipare. Grazie. Ciao Sandro, grazie. ULS 6 Eugania, coordinatore ospedaliero trapianti, ospedale di Piove di Sacco. E poi ci colleghiamo qui con Mestre, con la nostra sede di Fondazione Banca degli Occhi, con il dottor Diego Ponzin, direttore di Fondazione Banca degli Occhi. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Diego, benvenuto. Grazie, ben ritrovato. Grazie di cuore davvero di essere qui oggi con noi. Io lascerei subito la parola al dottor Feltrin, a Giuseppe, per un saluto perché purtroppo ha una serie di impegni e deve lasciare a breve la diretta. Però ci teneva a essere qui e dare un saluto e portare un suo messaggio proprio in occasione della giornata di domenica. A te Giuseppe. Grazie Enrico. Allora di nuovo buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma insomma l'occasione di domenica è un'occasione importante per ritornare a parlare a tutta la popolazione del tema della donazione. Donazione degli organi e dei tessuti, che resta ancora un punto centrale, nel senso che noi veramente è il punto di partenza per poi pensare al mondo dei trapianti e dare una mano a tutte quelle persone, a tutti quei pazienti che sono in lista d'attesa per un organo o che sono in attesa di un tessuto o che sono in attesa, nel caso della banca degli occhi, proprio delle cornee. Perché quello che ci si deve ricordare è che il trapianto rappresenta per tutti questi pazienti un vero e proprio cambiamento della loro vita, sia in termini di qualità della vita, ma che anche di possibilità reale di vita. Ricordatevi soprattutto che per il trapianto di organi i pazienti che non vengono trapiantati muoiono, perché purtroppo il trapianto è per loro la sostituzione di un organo che non sta funzionando più. Quindi l'occasione di oggi è intanto per me importante per salutare un po' di amici. Ci stiamo abituando a vederci in questa maniera, cioè attraverso il video, però magari siamo tutti così speranzosi che tra un po' le cose possono cambiare, ma adesso ci ricordiamo che abbiamo delle regole che dobbiamo rispettare, e questo è importante. E poi per ringraziare tutti coloro che ci ascoltano, tutti coloro che stanno pensando anche a valutare, a capire se vorranno o meno diventare donatori. Approfittate di tutte le occasioni, approfittate di tutte le opportunità per capire, per pensare. Fate delle scelte che siano sempre delle scelte consapevoli. Enrico prima vi ha citato il sito del Centro Nazionale Trapianti, c'è anche il sito
del centro regionale trapianti, ci sono gli operatori, c'è Barbara, Sandro, che lavorano negli ospedali, a cui potete rivolgervi se avete dei dubbi, dei chiarimenti da chiedere. Ricordatevi che è importante che la vostra scelta sia una scelta consapevole, ma l'importante è che voi prendiate una decisione. Non è il momento adesso, ma ci sono anche vari modi per esprimere la propria vostra scelta di donare. Se andate su questi siti li troverete, avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Noi siamo qua, ecco, brava la regia, sempre si ricorda di mandare anche il link al nostro sito, il sito del coordinamento regionale trapianti del Veneto. Noi siamo qua per rispondere ai dubbi di tutti e per dare una mano alle persone a decidere e poi ovviamente per aiutare tutti i pazienti che hanno bisogno di noi. Lasciatemi solo ringraziare tutti gli operatori, Barbara, Sandro, ma tutti gli operatori delle banche, quindi Diego, Enrico, tutti coloro che danno una mano in questo grande mondo dei trapianti perché si realizzi poi alla fine, si concretizzi questo grande momento che è il momento del dono e il momento del trapianto. E siccome Enrico vedo che dietro lassù hai sulla scrivania la scrittina AIDO, ecco, io voglio anche ringraziare, vedo che ci stanno anche scrivendo, tutti i volontari di AIDO che veramente ci danno una mano nel diffondere la cultura della donazione e fanno un lavoro veramente prezioso per tutta quanta la rete. Mi fermo, vi ringrazio e vi saluto, vi chiedo scusa, mi devo spostare, ma abbiamo anche un paio di donazioni in corso che devo seguire. Un saluto a tutti. Grazie Giuseppe. Buon lavoro. Grazie del tuo messaggio. Io partirei da Barbara e lascerei la parola a Barbara. Come sapete, cari amici, in questa serie di puntate noi siamo partiti nel dialogare con i nostri ospiti, sempre chiedendo loro una parola che in qualche modo sostituisse, si avvicinasse alla parola dono. Ecco, io lascerei proprio a Barbara raccontare la sua esperienza partendo da una parola che lei ha scelto. E questa parola, noi ci siamo sentiti i giorni scorsi, è famiglia. Ecco, quindi lascio la parola a Barbara e alla parola famiglia. Grazie Enrico. Allora, io per tirare fuori questa parola, ho fatto un sondaggio familiare. Ho aperto un WhatsApp con la parola dono e da lì ho riunito Veneto e Lombardia, perché i miei familiari sono sparsi in 2 regioni, e ho riunito tutti i miei cugini e ho voluto da loro un ritorno sulla parola dono. Questo perché? Perché la famiglia è un veicolo dell'espressione di volontà che si perpetua nel tempo. La famiglia è l'esempio di tradizioni. Io ho ricordi di famiglie che donano, sono 20 anni ormai, che donano perché avevano già donato in precedenza. Quindi per me la famiglia è importantissima, sia dal punto di vista affettivo, ma proprio anche per trasmissione di valori. Vi volevo leggere in velocità perché poi lascio la parola agli altri, altrimenti io parlo per 40 ore di seguito, non è il caso. Delle chicche che sono venute fuori dalla mia famiglia. Dono, legato alla parola gratitudine. Poi ho dono è sapere chiedere aiuto nei momenti difficili, che non è facile neanche questo. Dono è un sostantivo nobile, per esempio pensiamo al dono che nei tempi antichi si faceva agli dei. Se è un verbo è una nobilissima causa. Come la mia famiglia di mia madre sia stato un esempio di amore tra fratelli. È un immenso dono che siano riusciti a trasmettercelo ad ognuno di noi. Il dono è perdonare, il dono è sorprendersi per come affronti la vita. Il dono è avere anche una cugina come me, mi hanno scritto. Questa era un'autodonazione. Il dono è un'azione legata al piacere e non all'oggetto. La parola dono è una similitudine di amore, sostanzialmente se doni ami, se ami vivi, dal latino donum che significa regalo. Allora,
Tutto questo per dire che se in una famiglia così allargata è venuto fuori tutto questo, vuol dire che i nostri genitori sono stati così capaci di dare così tanto a tutti noi, che non possiamo pensare che la famiglia non sia un fulcro di tradizioni che si perpetuano nel tempo. E io credo molto nella famiglia, quindi credo nel dono, quindi credo nella donazione di organi e tessuti. Non voglio rubare tempo, se avete domande ci sono. Ho finito. Grazie Barbara. Quindi anche un messaggio di comunque parlare in famiglia della possibilità di donare. Il dono, io dico sempre, il dono della famiglia e la capacità di potersi relazionare in maniera molto sciolta con i propri familiari è quello che fa da collante alla fine, perché io ho visto, anche stamattina è venuta la figlia di una persona che ha donato e mi ha abbracciato e mi ha detto forse mia madre mi ha insegnato che bisogna fare un atto d'amore fino alla fine. E quindi vedete che la parola famiglia torna sempre e torna in maniera prepotente. E per me la famiglia è un ottimo, ci sono famiglie di ogni genere, parliamoci chiaro, però la famiglia deve essere un tappeto che semina e da lì poi i frutti si vedono. Grazie Barbara per questo messaggio. Io passerei la parola al dottor Boscain, Sandro, coordinatore ospedaliero trapianti dell'ospedale di Pieve di Sacco, un ospedale che raccoglie le istanze di un territorio ampio, quello della Sacisica, territorio a me particolarmente caro. E lascio a te, Sandro, la parola proprio di partenza e un po' raccontarci la tua esperienza di coordinatore. Beh, anch'io condivido con Barbara, intanto saluto tutti prima, condivido con Barbara una lunga esperienza in tema di coordinamento, anch'io da 20 anni ormai incrocio gli occhi di Barbara, di Diego e siamo nati con i coordinamenti, siamo nati con la legge 91-99, quindi i coordinamenti sono nati e noi siamo nati con loro, per cui da 20 anni ci impegniamo su questo fronte. La mia parola si collega molto con quello che ha detto Barbara poco fa, ed è gratuità. Lei ha messo la famiglia al centro e devo dire che effettivamente riconosco nella mia esperienza di coordinamento che la famiglia effettivamente è un nucleo centrale nell'ambito della donazione. Devo anche riconoscere che c'è sempre un apriscatole, c'è sempre un membro della famiglia che apre gli occhi di tutti e questa è un'esperienza proprio che tocchiamo ogni volta che si deve arrivare purtroppo a un momento di intercettare una possibile donazione. Io ci aggiungo gratuità perché ho visto nella mia esperienza ormai ventennale che sotto alla donazione c'è un qualcosa che sottostà alla donazione, che la eleva. E questa, la gratuità mi è sembrata la parola più idonea. Gratuità significa felicità, ma forse neanche felicità, significa sentirsi bene con se stessi dopo aver aderito, dopo aver deciso di mettere a disposizione il proprio corpo, che alla fin fine è anche esso stesso il dono che noi riceviamo, è il dono della nostra vita. Bene, metterlo a disposizione degli altri dopo che lo abbiamo conservato, dopo che avevamo avuto la protezione più grande, perché l'abbiamo conservato durante la nostra vita. Sentirsi bene e metterlo a disposizione degli altri senza finalità speculative, senza nessun tornaconto personale, senza voler conoscere a chi andrà, che comunque sarà una persona che è in grave stato di necessità. Ecco, la gratuità è quella che eleva il significato della donazione, a mio avviso. Perché la donazione è un valore sotto tanti punti di vista e mi stacco dal mio ruolo medico, parlo proprio da un punto di vista sociale. La donazione è un valore personale innanzitutto perché
non posso dimenticare con quale orgoglio vengono le persone che mi mostrano la carta d'identità in cui da qualche tempo è possibile sottoscrivere la propria adesione, il proprio favore in tema di donazione di organi e tessuti, e finalmente questo è possibile grazie anche a quanto impegno ci abbiamo messo per promuovere questo tipo di possibilità. Ecco, è un valore quindi personale, è un valore culturale, perché non dimentichiamoci che per arrivare proprio all'adesione alla donazione si fa un percorso personale. È un percorso personale che è un bagaglio che noi acquisiamo attraverso tanti ragionamenti, tante riflessioni, ma è un percorso culturale importante, perché all'inizio non ci si pensa, ma poi si arriva all'adesione, alla donazione proprio al termine di un percorso culturale che viene anche diciamo implementato da tutti i nostri sforzi, quelli che possiamo mettere in campo proprio per promuovere la campagna di donazione, per promuovere la cultura della donazione. Ma poi è anche un valore sociale, perché pensiamo che la donazione mette d'accordo tutte le culture, tutte le religioni. È un valore sociale perché abbiamo un grande vantaggio da un punto di vista sanitario. Qui abbiamo Diego Ponzin, che è l'espressione, diciamo, massima dei sistemi sanitari che traggono beneficio da quella che è l'iniziale partenza, cioè la donazione è la partenza di tutto. Poi i grandi circuiti professionali sanitari e non mettono in atto, cioè traggono i frutti della donazione, ma inizialmente tutto nasce da questo messaggio culturale, da questo passaggio culturale che ciascuno di noi è portato a fare. E infine è un valore etico, e questa è una cosa secondo me importantissima, perché la cultura della donazione è cresciuta, l'abbiamo visto noi in questi anni. L'etica ha una sua importanza, include una riflessione sul comportamento dell'uomo, sulla ricerca di quale sia il vero bene e quali siano i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso se stessi, ma verso gli altri. Ecco che secondo me dalla donazione parte tutta una serie di procedure che poi portano al trapianto, quindi mettono in atto tutte le tecniche mediche, quindi tutte le professionalità mediche, ma la donazione, la gratuità della donazione è il primo meccanismo che porta a tutto questo, ed è un meccanismo che dobbiamo conseguire personalmente e che dobbiamo facilitare nel conseguimento anche agli altri. Per questo trovo che dedicare una giornata alla donazione, ma anche una riflessione etica, morale, sociale sul significato della donazione sia quantomeno auspicabile e deve essere veramente promosso in tutti i campi. Ecco, questo era il mio messaggio che volevo dare, al di là dell'esperienza di coordinamento che ci vede ogni giorno, diciamo, a valutare potenziali donatori e cercare di fare il massimo per mettere, ma soprattutto il nostro sforzo deve essere quello a conseguire e a promuovere la cultura della donazione, che è il vero motore di tutto il nostro sistema. Questo è il mio messaggio. Grazie Sandro, grazie per questa tua testimonianza, e ricordiamo insomma che siete professionisti davvero impegnati da tanti anni in questo mondo che è il mondo della donazione, del dono, impegnati a far crescere la cultura del dono proprio fin dagli anni 2000. Coinvolgente e affascinante, ci ha preso tutti, io conosco tutti i nostri colleghi, credo che tutti siano rimasti coinvolti come me da subito da questa esperienza, sicuramente. Grazie. Grazie a te. Diego, grazie passo a te la parola, chiedendoti se hai appunto una parola da associare al tema, la parola del dono, e direi anche ti chiederei anche un messaggio in occasione di questa giornata, sia rivolto ai familiari dei donatori, sia rivolto ai colleghi che lavorano in prima linea negli ospedali per far crescere la cultura del dono. Buongiorno a tutti. Allora, avrei tante parole, specialmente dopo aver sentito Barbara e Sandro esprimere dei concetti così profondi, insomma, che mi toccano molto.
E allora, visto che sono l'ultimo, mi prenderei il lusso di dirne due di parole. La prima, che non avevo in mente, ma che mi ha fatto venire in mente Barbara, è motivazione. Mi viene in mente perché sentendo Barbara parlare di famiglia ed essendomi qualche volta occupato di motivazione, laddove intendo motivazione, quella non è esattamente il sinonimo di passione, ma insomma è quel movimento positivo che mi fa andare verso una certa cosa, verso un certo risultato, nel nostro caso, nel tema di oggi, verso per esempio il dono. La motivazione nasce in qualche modo e la famiglia, per come l'ha descritta Barbara, può essere un focolaio importantissimo per la nascita della motivazione a donare, perché naturalmente la famiglia è il luogo per antonomasia dove nascono relazioni formidabili nella loro forza, che può essere anche una forza distruttiva qualche volta purtroppo, ma sicuramente tutti riconosceremo che la relazione che nasce in ambito familiare è di grande potenza. Ebbene, una forte sorgente di motivazione nasce nell'ambito di una relazione significativa, cioè se io vedo che nella mia famiglia vengono perseguiti dei valori importanti e nella mia famiglia esistono relazioni importanti, significative, è molto probabile che io faccia mie certe motivazioni e quindi poi faccia anche delle scelte di tipo sociale, forti, di gratuità, di dono, di beneficio a sconosciuti. Quindi credo che la parola motivazione sia una parola che si colloca bene in una riflessione anche sul significato così sociale della parola solidarietà, della parola famiglia e di quanto la famiglia possa essere importante nel far nascere questo tipo di movimento interiore, questa attitudine. Poi un'altra parola che invece avevo in mente prima e che volevo riservarmi per il finale, ed è una parola che mi viene in mente forse anche visto il periodaccio che stiamo vivendo da un anno a questa parte, è trincea. La parola trincea è intesa proprio come, diciamo, insediamento militare, ma usandola un po' come similitudine, come avamposto, insomma, ecco. E io mi sono trovato a pensare, e ultimamente anche un po' più spesso di una volta, alla trincea nel senso del posto dove ci sono quelli che stanno veramente combattendo la battaglia. Per esempio in questo periodo di pandemia, quindi il personale sanitario che ogni giorno tocca con mano i malati di Covid-19, oppure diciamo restringendo al nostro campo, al campo della nostra riflessione oggi, i colleghi che ogni giorno sono negli ospedali e si approcciano con le famiglie questi momenti a volte molto devastanti, molto impegnativi, in cui c'è un lutto e quindi ci sono tensioni di varia natura, ma anche la possibilità di realizzare un dono. Io penso che noi, soprattutto chi fa un lavoro come il mio, e quindi che è un lavoro che vive, diciamo, a contatto con questi professionisti, ma che non è in trincea, io non sono in trincea negli ospedali a identificare i donatori, a contattare le famiglie, a condividere con loro questi momenti. Io poi mi relaziono e cerco di portare a termine in modo positivo questa donazione che viene realizzata. Però penso che dovremmo approfittare appunto della giornata del dono per ritornare a una forte consapevolezza nei confronti di chi ogni giorno scende in trincea, perché la trincea è un posto difficile, è un posto impegnativo, è un posto in cui per viverci serve molta motivazione, e abbiamo sentito che c'è gente che ci vive da 20 anni e più, e quindi dobbiamo, secondo me,
operare tenendo ben presente che questi sanitari hanno bisogno di considerazione, hanno bisogno di essere tenuti al centro delle nostre attenzioni e possibilmente hanno bisogno anche di essere aiutati e non solo ringraziati. E questo è un discorso che vale, direi, moltiplicato per 10 in un periodaccio come questo di pandemia, dove il personale sanitario, che deve affrontare i lutti, deve cercare di continuare a realizzare donazioni e deve però anche cercare di guarire le persone dal Covid-19, sta vivendo ogni giorno delle sfide veramente tremende. Grazie, Io con questa Diego. riflessione, ecco, saluterei tutti, insomma, ecco, spero che qualcuno abbia avuto modo di relazionarsi con noi e abbia raccolto soprattutto i messaggi che sono arrivati dai due colleghi che mi hanno preceduto, Sandro e Barbara, che saluto sempre volentieri. Grazie Diego, grazie per questa tua testimonianza. Io chiederei a Barbara e a Sandro, per poi andare a chiudere, perché come sapete la nostra trasmissione è proprio noi diciamo una pausa a caffè di una quindicina di minuti. Oggi in occasione di questa puntata speciale possiamo un po' sforare. Ecco, quali sono secondo voi le prossime sfide per quanto riguarda il mondo della donazione? Se vuoi Barbara e dopo chiudiamo con Sandro. Allora, per me la sfida più grande adesso è trovare infermieri e medici che vogliano fare questo lavoro, perché è un lavoro che impegna tanto, perché è faticoso, perché emotivamente è a volte di un impatto molto forte, molto difficile e credo che sia giunto il momento anche di passare la palla a qualcuno, ma non per mollare il mondo della donazione, ma per far entrare le nuove leve che dovranno essere molto motivati, come diceva Diego, e sostengo questa parola di Diego perché c'è io ho fatto una tesi sulla motivazione, non è una cosa da poco, la motivazione è fondamentale. Però se non ami questo lavoro, e siccome è un vestito che ti calza a pennello, se non lo ami profondamente non lo fai. Quindi lo scopo di questi ultimi anni mio è quello di formare gente che ami in senso massimo della parola, perché bisogna davvero donare noi stessi. A volte ti verrebbe da dire aspetta, ti do io qualche organo mio purché mi lasci stare, perché a volte le donazioni d'organo sono così impegnative e difficili, perché i donatori sono sempre più anziani e quindi ci troviamo davanti persone che hanno gravi patologie e siccome cerchiamo però di andare fino in fondo e di voler tirare fuori il meglio da questi donatori, a volte facciamo 20 ore di seguito sfinendoci, ma poi, come questa mattina che è venuta sta signora che mi ha detto tu sarai la mia mamma per sempre, beh, capite bene che questo vale la pena farlo. Certo. Basta. Grazie Barbara. Per te Sandro? Ma per me mi riallaccio a quello che ha detto Barbara, però devo dire che la sfida è in atto, nel senso che dobbiamo anche raccogliere quello che abbiamo seminato adesso, e io vedo nell'ambito anche della mia ULSS, del mio mondo in cui lavoro, ci stiamo dati e stiamo traendo i frutti dall'organizzazione che abbiamo voluto e che per fortuna la nostra direzione generale ha acquisito, per cui finalmente abbiamo infermieri di coordinamento. Il mio lavoro è molto diminuito da quando ho un collaboratore fisso che ogni giorno si dedica al controllo dei potenziali donatori. Questo vale per il mio ospedale, vale so per certo per gli ospedali di Schiavonia e di Campo San Piero e di Cittadella, che sono quelli di nostra competenza, e quindi
abbiamo ottimizzato veramente nel vero senso della parola la ricerca dei potenziali donatori, e abbiamo nei numeri, credo che possiate anche constatare che i numeri sono sempre in costante aumento. Certamente bisogna trovare e creare la motivazione del personale, però vedo che gli infermieri che hanno aderito, anche infermieri che non erano a conoscenza di questo mondo, lo fanno con molto impegno e con molto interesse. Dobbiamo ancora di più impegnarci, perché in questo momento di difficoltà ovviamente pensiamo a quante volte noi ci siamo trovati nei vari convegni, nei vari corsi di aggiornamento per il personale proprio in presenza. Adesso questo è un po' più difficile, da 2 anni non ci vediamo in questo modo. Io ho fatto lezioni nelle scuole in questo modo, e questo rende tutto più difficile. Effettivamente però è il momento di raccogliere anche i frutti di quello che abbiamo seminato, e dobbiamo diciamo esigere dalle organizzazioni, proprio delle nostre organizzazioni lavorative, dalle nostre USE, eccetera, che venga rispettato il piano organizzativo che preveda personale dedicato a questa funzione, a questo lavoro, perché è un LEA ormai. La donazione e il trapianto di organi tessuti sono un LEA, passano i livelli essenziali di assistenza, quindi è un dovere proprio a livello organizzativo essere organizzati in questo senso. Quindi dobbiamo raccogliere i frutti, dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato e continuare a investire, secondo me, sulla cultura della donazione, perché il motore principale, l'ho detto prima, faccio mio quello che ha detto anche Barbara e quello che ha detto Diego, il motore è quello, però noi dobbiamo ottimizzare i risultati grazie all'organizzazione, dobbiamo pretendere che questa organizzazione sia capillare. Sono finiti i tempi in cui finivamo di lavorare e ci dedicavamo a questo, adesso c'è una persona che si deve occupare di questo in qualsiasi momento, H24. Questa è la sfida che dobbiamo cercare di portare a casa. Da me mi sembra che sia in atto, sta succedendo, spero che sia così anche in tutte le altre. Vorrei sentire anche Giuseppe, che purtroppo è andato via per impegno, ma credo che nel Veneto almeno questo sia ormai un punto di sicuramente acquisito. Questa è una delle cose a cui tengo maggiormente, e vedo anche che i frutti ci sono. Insomma, questo. Grazie Sandro, grazie. Vedo anche Flavia Petrin che ci scrive, presidente nazionale AIDO. Un saluto Flavia e grazie. Senza di loro, senza l'AIDO, grazie. Colgo l'occasione davvero per ringraziare tutti i gruppi AIDO, ecco anche Nicoletta, sempre impegnati sul fronte della cultura del dono, straordinari con le loro iniziative, le loro azioni, il loro impegno e la loro passione. Grazie la loro di cuore. Presenza anche nelle scuole, io non mi fermerò mai di ringraziarvi, certo. Bene, grazie all'AIDO, grazie a voi davvero di cuore per il vostro messaggio un lavoro di grande professionalità e di grande umanità, dove ci mettete davvero tanta passione giorno dopo giorno. Io vi ringrazio di cuore, noi abbiamo un po' sforato, ma insomma le persone che ci seguono ci perdoneranno. Che il cielo sia sempre più blu per tutti. Grazie di cuore per aver partecipato. Vi ricordo che giovedì prossimo alle ore 14 avremo un altro bel incontro, avremo la partecipazione straordinaria del dottor Cardillo, direttore nazionale del Centro Trapianti. Quindi una visione anche oltre i nostri confini regionali con il dottor Cardillo. Quindi grazie di cuore, ringrazio Maria Paola Scaramuzza alla regia. Ricordiamoci www.scegli di donare, domenica 11 aprile, giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Grazie di averci seguito, un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima. Buongiorno a tutti. Arrivederci.